I segni della guerra, Rapallo nel primo conflitto mondiale. Il progetto è frutto di un percorso durato 2 anni che ha visto la collaborazione tra Sovrintendenza e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio documentario conservato nell'Archivio Storico Comunale di Rapallo e in alcuni importanti archivi privati cittadini. Ne è scaturita una mostra che sarà allestita a Villa Tigullio sino al 26 gennaio 2019. L'amministrazione comunale di Rapallo ha avviato un progetto 3 anni fa per la realizzazione di una mostra coinvolgendo le associazioni cittadine, la cittadinanza, ma soprattutto le scuole di Rapallo, e i risultati di questo progetto oggi sono qui confluiti in mostra e permettono di raccontare che cosa è rimasto sul territorio di Rapallo a 100 anni dalla conclusione del primo conflitto mondiale. La raccolta del materiale esposto, per la maggior parte inedito, ha coinvolto le scuole del territorio, le associazioni cittadine e ha permesso l'esplorazione, il riordino e la digitalizzazione di giacimenti documentari, archivistici, collezionistici e bibliotecari. Una selezione di quanto in mostra è stato digitalizzato e informatizzato ed è confluito all'interno di Archimera, Archivio della Memoria di Rapallo, una piattaforma web facilmente consultabile da tutti i cittadini. Le scuole in questi 3 anni hanno lavorato a dei progetti, a dei laboratori didattici, hanno creato una piattaforma, contribuito a creare una piattaforma che ha preso il nome di Archimera, Archivio della Memoria di Rapallo, e sarà visibile e consultabile in mostra e raccoglierà molti dei documenti più importanti, più interessanti che sono stati raccolti in questi anni e li metterà a disposizione di chi vorrà venire in mostra a vederli.